Presidente Dalbò, è tornata un'altra edizione di EcoSpeed. Quali sono le novità principali e quanti ragazzi partecipano a questa iniziativa? Beh, la quinta edizione di EcoSpeed, organizzata sempre dal Confartigianato Imprese Conegliano, con il contributo di Banca Prealpi San Biagio, del Comune di Conegliano e di EnergoJob. Ci sono delle novità interessantissime dal punto di vista delle idee e delle innovazioni che vanno tutte ad arricchire quello che è lo spirito educativo di questa sfida. I ragazzi in questa occasione, oltre a costruire e a progettare i loro modellini, hanno arricchito le loro costruzioni con delle stampanti 3D, con dei prodotti fatti dalle stampanti 3D. Hanno fatto dei veri e propri garage, delle vere e proprie officine a contorno di queste automobiline, tutto ciò a raccontare quella che è la voglia che questi ragazzi hanno di mettersi in mostra, di lavorare e di impegnarsi per contribuire ad avere un ambiente più sano anche nel nostro territorio, visto che il tema è quello dell'energia e quello della mobilità sostenibile.